Rientro in classe, tra mille incognite per quasi 600.000 studenti veneti. Per il tracciamento la regione schiera anche farmacie ed esercito. Faremo ancora una volta il massimo, ma c'è un limite umano, dice l'assessore Lanzarin. Super Green Pass per salire su bus e treni, controlli sui mezzi pubblici dopo il caso Vaporetti, con la deroga per studenti e per chi si sposta per motivi di salute. Dal popolo Novax minaccia l'assessore alla mobilità di Venezia. PNRR a Padova, il confronto tra i sindaci veneti e il ministro Gelmini. Intanto la Lega presenta una mozione contro la penalizzazione dei comuni del nord nell'accesso ai fondi di rigenerazione urbana. Frode fiscale, arrestati dalla Guardia di Finanza fratello e sorella veronesi, titolari di un'azienda della Valpolicella che avrebbero spolpato. Disposto il sequestro preventivo per 800.000 euro. Sospeso perché non vaccinato un fisioterapista di Bassano del Grappa, continuava a ricevere i pazienti nel suo studio, denunciato dalle Fiamme Gialle. La giunta comunale di Romano De Zelino colpita da un altro lutto in pochi mesi, morto a 51 anni l'assessore al bilancio e ai lavori pubblici Mauro Salvemini. A marzo era mancato il vice sindaco Zen. Pari opportunità, inaugurato oggi all'Istituto Comprensivo di Ponte di Piave nel Trevigiano un murales dedicato alla lingua italiana dei segni. Arriverà sotto forma di dépliant a tutte le scuole del comune. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano di questa edizione regionale dei nostri telegiornali il rientro per quasi 600.000 studenti veneti in classe. Una giornata contrassegnata da caos, 1000 polemiche e anche 1000 interrogativi, soprattutto 1000 interrogativi. In questi minuti poi la conferenza stampa del Premier Draghi, Premier che appena ha finito di parlare a Palazzo Chigi e ha dato la parola agli esperti. Lo possiamo vedere praticamente in tempo reale. Cosa ha detto il Premier Draghi poco fa? Ha detto che la priorità del governo è quella di garantire la scuola in sicurezza, una scuola che va tutelata e protetta. Queste le parole esatte utilizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha però fatto il punto dicendo che oltre l'80% della popolazione italiana è vaccinato, quindi ha completato il ciclo vaccinale, il 40% ha la terza dose e che gran parte dei problemi stanno derivando a livello sanitario dai soggetti non vaccinati, perché hanno più probabilità di contrarre la malattia e di finire in ospedale. Così ha detto il Premier Draghi, poi dando la parola agli esperti. Ha parlato circa 5-6 minuti, non di più. Adesso le domande dei giornalisti, avete visto Lucia Annunziata, ma ovviamente ci aggiorneremo man mano nel corso dei nostri telegiornali. Tra l'altro le scuole, proprio sulle scuole stiamo chiedendo la vostra opinione con il sondaggio di questa sera, il cui esito sarà ovviamente diffuso a Ring, la trasmissione in prima serata di Ferdinando Avarino. Scuola, era giusto chiudere? Se sì, il numero è quello in verde, 0422 1626 691, se no non era giusto chiudere, 0422 1626 690, come poi è effettivamente successo, pur tra 1000 interrogativi e incognite. Questo quindi il sondaggio di Ring. Continuate a votare, stanno arrivando migliaia di telefonate da tutto il nord-est. Preoccupazioni che non mancano guardando a questo rientro in classe nemmeno da parte della Regione, che da giorni chiede al CTS di pronunciarsi in via definitiva. La Regione del Veneto però è pronta a schierare farmacie ed esercito. Queste le parole dell'assessore regionale Lanzarin. Sono state destinate delle unità mobili da parte dell'esercito per lo screening nelle scuole, che quindi potranno anche questi andarci ad aiutare in quei contesti dove sappiamo poi c'è un intasamento un po' più importante. Scenderà in campo anche l'esercito per garantire il tracciamento nelle scuole del Veneto, dove oggi sono rientrati in classe tra dubbi e polemiche quasi 600.000 studenti. Regione e commissario Figliuolo hanno quantificato le risorse a disposizione. Noi avevamo la previsione di una unità per azienda sanitaria, quindi vuol dire per il Veneto 9 unità che sono formate oggi da un dottore e da 2
2 infermieri. Molto di più potranno fare le farmacie, ora abilitate anche per lo screening scolastico, novità saliente degli ultimi provvedimenti. La previsione inserita nel decreto, che non era prevista prima, che quindi le farmacie potranno effettivamente effettuare anche questo screening di autosorveglianza, ci va ad aiutare, perché potrebbe essere che poi la classe individui la farmacia del paese, si mettono d'accordo in una sera, appunto in un'ora della serata, per portare tutti i bambini a fare lo screening. Esercito e farmacie sono quindi una prima risposta, con il presidente Zaia che continua però a chiedere una risposta univoca al CTS sul nesso tra rientro in aula e curva epidemica. Un dato è ormai evidente. Dobbiamo essere molto onesti, che con numeri come quelli che stiamo vedendo oggi è veramente impossibile pensare al tracciamento, al contact tracing, a fare le telefonate, a chiamare, ad avere il tampone in tempo reale, cioè è automaticamente e umanamente impossibile. Intanto il contagio sale, proporzionalmente meno i ricoveri, anche se i decessi nelle 24 ore causa Covid sono stati 23. 215 posti letto occupati in terapia intensiva, quasi 1600 in area non critica. In termini di colorazione, questa è la prospettiva. Secondo me rimarremo gialli anche tutta la settimana prossima. L'altro fronte è quello delle vaccinazioni, con il superamento nel weekend della cifra monster di 9 milioni e mezzo di somministrazioni in Veneto, con lo stesso figliuolo che ha annunciato vaccini anche di notte, visto l'obbligo per gli over 50. Nessuna preclusione per la regione, ma resta il nodo di sempre. Se serve, è chiaro che noi abbiamo aperto anche per il passato i centri vaccinali fino alle 24, alle 23, quindi se serve noi siamo pronti. Anche qui però ricordiamoci che c'è sempre un problema legato al personale. Ha appena preso la parola da Palazzo Chigi il ministro Speranza. Proviamo a sentire cosa sta dicendo. Vorrei dimostrarvi un grafico che è stato costruito dall'Istituto Superiore di Sanità e che secondo me è più forte di tante altre parole, perché alcune volte le immagini sono particolarmente utili e significative. Questo grafico è costruito su 100.000 abitanti e ci dice che tra i non vaccinati, l'omino rosso, quello ampiamente più grande in questo grafico, ci sono 23,2 persone su 100.000 abitanti che vanno in terapia intensiva, sono i non vaccinati. Quando si va ai vaccinati con 2 dosi da più di 4 mesi, questo dato passa da 23 a 1,5, quindi crolla clamorosamente e scende ancora di più a 1 quando la vaccinazione avviene in ciclo primario entro i 4 mesi e col booster si va addirittura a 0,9. Questo grafico spiega, credo, ecco, come state vedendo e sentendo, il Ministro della Salute sta raffrontando i numeri delle terapie intensive, a corroborare la tesi di partenza di fatto del Premier Draghi, che ha detto la maggior parte dei problemi, inutile negarlo, arrivano dai soggetti non vaccinati, soprattutto se guardiamo alla pressione ospedaliera. Conferenza stampa che sta andando avanti. Ovviamente il tema della scuola è quello centrale e numerosi appelli anche accorati arrivano dai dirigenti scolastici, uno in particolare dal Padovano. Genitori, dice una preside, sospendete i pigiama party dei vostri figli per il loro bene e per quello della scuola. Sentiamola. Allora io la ringrazio perché mi dà l'opportunità di fare un appello a tutte le famiglie, guardo proprio nella telecamera, vi prego, cerchiamo di limitare in questo periodo di quarta ondata, di picco, ecco, se così si può dire, tutto quello che è superfluo, festeggiamenti, visite, pigiama party, perché poi dopo ricade inevitabilmente sulla scuola. A scuola le regole sono rispettate, stiamo attenti a tutto, abbiamo dei protocolli molto rigidi che rispettiamo, insomma i genitori ne sono a conoscenza, però se poi vanifichiamo tutto con delle leggerezze, consentitemi il termine, quindi organizzando feste e festicciole, dopo inevitabilmente succede che a scuola i contagi aumentano e quindi siamo costretti poi alla DAD. Assenze al 20% nel primo lunedì dopo le feste di Natale nelle scuole che fanno parte dell'Istituto Comprensivo Vivaldi di Via Chieti al Basso Isonzo. 4 primarie e 2 secondarie frequentate da 1180 alunni e nelle quali lavorano circa 200 adulti tra docenti e personale ATA. Le assenze nel 9° istituto comprensivo, dice la dirigente, sono in linea con le previsioni. Il suo appello è accorato e guarda anche al territorio.
Io so che il SISP è in affanno e come possiamo giudicare male il SISP? Cioè sono oberati di tamponi, di situazioni insomma al limite. I genitori facciano la loro parte fuori dalla scuola, ricorda la Ferrara, perché i loro ragazzi qui dentro sono al sicuro, per non dover ricorrere alla DAD. I dirigenti non sono a favore della DAD, vorrei chiarire anche questo, però noi facciamo la nostra parte, chiedo ai genitori di fare anche lo stesso, insomma, per quanto concerne loro. Così questa dirigente scolastica sta parlando sempre per dovere di cronaca in questo momento a Palazzo Chigi Franco Locatelli, che è coordinatore del CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, cui in questi giorni si è rivolto lo stesso Presidente Zaia per chiedere un parere univoco, forte sul tema della pandemia e sul nesso della riapertura delle scuole. Ma ritorniamo per l'appunto al tema delle scuole e a un tema collegato, quello dei mezzi pubblici e i controlli che sono partiti, perché da oggi tra l'altro il Super Green Pass serve anche per salire sul pullman, nonostante ieri sia arrivata una deroga per il trasporto scolastico dedicato. Ragazzi, mi rimpasso per favore. Partite da oggi le nuove restrizioni per il trasporto pubblico urbano, controlli alle fermate di autobus e tram anche a Padova. Il primo giorno è andato bene, ci confermano gli addetti alla verifica del Super Green Pass. Sta andando molto bene. Le persone sono molto educate e preparate. Necessaria per salire sugli autobus e sui tram la mascherina FFP2. Non basta più solo quella chirurgica. Gli utenti si sono dimostrati informati, sono pochi quelli che non avevano con sé il dispositivo di protezione idoneo per salire sui mezzi pubblici. Quei pochi sono stati allontanati. Alcuni no, alcuni non si rendono conto, però sono molto gentili e se li cambiano, altrimenti vanno via. La scelta di controllare prima che gli utenti siano saliti, ci spiega l'assessore Andrea Ragona, è stata fatta per evitare di dover sanzionare chi non fosse in regola sul mezzo. Vengono fatti prima di entrare, in questo modo cerchiamo anche c'è il modo di spiegare alle persone, evitiamo così anche di andare a punire le persone, perché se venissero trovate a bordo non con il Green Pass in regola, ad esempio, dovrebbero essere sanzionate. Invece in questo modo si può evitare la sanzione spiegando semplicemente che le persone non possono entrare e quindi devono trovare delle alternative. E c'è poi la questione del trasporto da e per le isole e la deroga che è arrivata dal Ministero della Salute proprio ieri mattina. E dopo il caso Vaporetti, tra l'altro, sono arrivate minacce Novax all'assessore alla mobilità del Comune di Venezia, Boraso. Scatta il Green Pass rafforzato nei mezzi pubblici. Dopo giornate di roventi, polemiche, minacce ad amministratori comunali e denunce alla Digos, è arrivata da Roma la deroga. Da oggi e soltanto fino al 10 febbraio a Venezia la deroga sui vaporetti. L'eccezione soltanto per 2 ragioni: studenti e salute. Significa che è consentito usare i vaporetti anche a chi è munito di certificazione base per documentati motivi di salute e di frequenza scolastica, spiega l'assessore alla mobilità Renato Boraso. I comuni e le città applicano la legge. Il decreto legge ha introdotto su indicazione del sindaco e anche del presidente Zaia una deroga, ma è molto semplice la deroga perché è proprio scritta nella circolare, è scritta e parla di deroga agli studenti e le persone che si devono spostare per motivi sanitari, se uno deve andare all'ospedale, eccetera. Significa altresì che le persone non vaccinate, sebbene con Green Pass da tampone negativo, non potranno prendere mezzi pubblici e quindi lasciare le isole. Deve attenersi alle disposizioni di legge, cioè deve o rimane a casa, purtroppo mi sono molto dispiaciuto, o si vaccina. E noi invitiamo i cittadini a vaccinarsi perché è nel loro interesse per la loro salute e dei loro familiari, oppure si muovono con mezzi privati, taxi, si organizzano qualche mezzo privato. L'amarezza dell'assessore Boraso, che per le sue dichiarazioni si è trovato suo malgrado nel mirino di alcuni Novax, con pesanti minacce e insulti recapitatigli via mail.
Cognomi, ognuno si prende le sue responsabilità. Informati Digos, il sindaco è già passato alle vie legali, spiega. Però sinceramente di essere minacciato e essere insultato da nazista di merda anche non ci sto, sinceramente, perché qui non stiamo giocando, siamo in un momento di grande difficoltà, di grande contagio di questa variante Omicron. Raccolgo 1.000 euro da questi signori, li devolvo in beneficenza. Affrontare l'anno con fiducia, scuola fondamentale va protetta, questo appena detto il Premier Draghi, continua la conferenza stampa, quindi tutto incentrato o buona parte di questa conferenza stampa sul mondo della scuola, ma un pezzo importante del governo oggi era a Padova, è ancora a Padova. Il ministro Gelmini ha incontrato i sindaci della regione e ha avviato la fase di confronto sul PNRR, il Piano Nazionale di Ripartenza e di Resilienza, ma ci aggiorna in diretta da Padova con Sandro Ponchio la nostra Chiara Gaiani. Buonasera Chiara. E buonasera da Padova, dove alle battute conclusive questo primo momento di incontro del 2022 del governo. Italia e domani la presentazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nei vari territori di tutto lo stivale, di tutta Italia. A Padova, come potete vedere, è presente il Ministro per gli Affari Regionali Maria Stella Gelmini, con lui uno dei consiglieri del governo, l'economista Francesco Giavazzi, sul palco anche il sindaco di Padova Sergio Giordani e la rettrice dell'Università di Padova Daniela Mapelli. L'occasione per presentare i fondi destinati al Veneto, 877 milioni di euro destinati a capitoli importanti del rilancio dell'economia, dalla mobilità, e quindi per Padova questo significa il tram, dall'edilizia residenziale alle scuole, ma anche la riqualificazione di aree urbane. Per Padova, per esempio, la stazione della città, ma anche il quartiere Arcella. Il Ministro per gli Affari Regionali, prima dell'inizio di questo momento di incontro, un momento dialogico, fatto anche di domande, c'era un'app da cui le varie persone presenti in sala, proprio i cittadini, potevano fare domande, ha incontrato i giornalisti, è stata l'occasione per parlare, oltre che di PNRR, anche di autonomia. Ha detto il governo ha allo studio una legge quadro sull'autonomia, non è un capitolo dimenticato e sappiamo quanto questo sia importante per la nostra regione, ma prima dell'inizio di questo momento di incontro all'interno di questa magnifica cornice del Teatro Verdi, l'incontro con il presidente di ANCI Veneto Mario Conte per parlare del doloroso capitolo dei fondi che non sono stati destinati al Comune del Veneto. Su questo abbiamo pronto un servizio, mandiamo loro il servizio e poi da Padova io restituisco la linea. Ho chiesto al Ministro però che la soluzione deve essere trovata prima della nomina del Presidente della Repubblica, perché non vorremmo che poi cominciasse una fase di confusione, di instabilità governativa, e quindi il famoso andrà tutto in canarina francamente sarebbe una delusione difficile da accettare. Quindi le nostre fasce sono sempre pronte per fare un viaggio a Roma. Trovare una soluzione in tempi brevi per i fondi destinati alla rigenerazione urbana, prima che politica e istituzioni si facciano prendere dalla frenesia del Quirinale. Questo l'appello del sindaco Mario Conte, presidente dell'ANCI regionale, al ministro Maria Stella Gelmini a Padova per lanciare le azioni del PNRR. Conte ha chiesto lo scorrimento della famigerata graduatoria, che per il 93% ha visto premiati i comuni del sud, e quantificato l'importo necessario per i municipi veneti. La graduatoria è pronta, c'è una parte finanziata, una parte esclusa. Per finanziare la parte esclusa, che è stata ammessa da un punto di vista tecnico, servono 900 milioni. Chiediamo soltanto però che le popolazioni, le comunità venete abbiano lo stesso trattamento di quelle del sud, che ci venga riconosciuto il nostro impegno e le nostre esigenze. Precise rassicurazioni sono arrivate da Gelmini, che però ha sottolineato come i criteri fossero stati condivisi con l'ANCI nazionale, ma al di là delle sottolineature c'è l'impegno. Ne ho parlato anche con il Ministro dell'Economia, con il Ministro D'Incà. Da parte del Governo c'è consapevolezza di questa preoccupazione, di questo problema,
e è già stato approvato in finanziaria un emendamento per fare in modo che 2 miliardi residui di competenze regionali possano essere finalizzati anche alla rigenerazione urbana, anche al recupero di questi progetti. Gli strumenti finanziari dai quali attingere, assicura il Ministro, ci sono. Stiamo pensando ai residui della finanziaria piuttosto che a quel 20% di FSC che riguarda il centro-nord, per indirizzare queste risorse e poter dare un contributo concreto rispetto ai progetti della rigenerazione urbana che non sono stati ancora presi in considerazione. Un malore improvviso fa piombare nel lutto Romano De Zelino per la scomparsa dell'assessore Mauro Salvemini. Un fulmine a ciel sereno e Romano De Zelino piomba nel lutto per la scomparsa improvvisa dell'assessore con delega al bilancio Mauro Salvemini. Un malore che ha spezzato la vita al 51enne che nella serata di domenica, dopo cena, si è sentito male accasciandosi a terra. Momenti concitati, il tentativo di rianimarlo, ma tutto è stato vano. Toccante è il messaggio di cordoglio del sindaco Simone Bontorin, visibilmente scosso per quella che lui stesso definisce la perdita di un grande amico. Ieri Romano ha perso un grande uomo, un grande amico per me e soprattutto un grande amministratore. Mauro ha dedicato gli ultimi 5 anni della propria vita al fianco mio della squadra di Un Cuore in Comune qui a Romano De Zelino per dare il meglio. È stata una persona con la quale abbiamo condiviso non solo gli ultimi 5 anni di amministrazione, ma un percorso ben più lungo che parte dalla gavetta politica qui a Romano. Era una persona sicuramente generosa di tempo e di energie per gli altri. Ho imparato da lui l'arte dell'ironia, ma soprattutto quello di non mollare mai rispetto a quelle che sono gli obiettivi che ci si prefissa all'inizio, e quindi questa è la sua eredità che porteremo sempre con noi. Al cordoglio del primo cittadino di Romano De Zelino si unisce quello di tutta la redazione di Rete Veneta. La cronaca, fratello e sorella veronesi sono stati arrestati questa mattina e posti ai domiciliari dalla Guardia di Finanza, che ha eseguito nei loro confronti un'ordinanza di custodia cautelare e un sequestro preventivo di beni per quasi 2 milioni di euro. I due sono amministratori di una società della Valpolicella dichiarata fallita nel luglio del 2020, operante nel settore del commercio di autoveicoli di lusso dal 2014. Sono indagati per vari reati di natura fiscale e fallimentare. Ancora cronaca per noi subito dopo la pubblicità. Di nuovo in studio per andare a Bassano, dove un fisioterapista è stato denunciato, non era vaccinato ed esercitava ugualmente. Era stato sospeso perché non si era vaccinato, come previsto invece in questa delicata fase della pandemia. Eppure aveva continuato a esercitare la professione come se niente fosse, fino a quando è stato scoperto e denunciato dalla Guardia di Finanza di Bassano. Nei guai è finito un fisioterapista al quale è stato sequestrato l'ambulatorio nel quale riceveva i pazienti. L'operazione delle Fiamme Gialle è scattata nell'ambito di più ampi controlli rispetto a chi esercita professioni sanitarie e a operatori di interesse sanitario che sono stati sospesi dai rispettivi ordini professionali in quanto non vaccinati. Le attività di osservazione, controllo, pedinamento e l'acquisizione anche di altre sommarie informazioni nei confronti dei clienti che si recavano presso il centro di fisioterapia hanno permesso di rilevare che il professionista esercitava in modo abusivo la propria professione, in quanto era sospeso per non essersi sottoposto all'obbligo vaccinale. L'attività investigativa è stata condotta tramite osservazioni, controlli e pedinamenti, ma anche con le informazioni fornite dai clienti, che hanno permesso di cogliere in flagranza il fisioterapista mentre praticava un trattamento di riabilitazione respiratoria a un paziente. A fine di reiterare la condotta accertata, ha permesso di sottoporre a sequestro preventivo la porzione di immobile dove lui esercitava l'attività di professionista, nonché il lettino che utilizzava. Le Fiamme Gialle ricordano l'importanza di segnalare casi simili. Si invita i cittadini, la popolazione a segnalare alle autorità competenti eventuali anomalie da parte di professionisti, ma di qualsiasi soggetto che possa esercitare delle attività illecite.
E a proposito di scuola non ci sono solo le incertezze del momento, ci sono anche iniziative come questa sulla pari opportunità e l'inaugurazione questa mattina al comprensivo di Ponte di Piave di un murales davvero particolare. 3, 2, 1, go! È dai ragazzi che nasce, si alimenta e cresce la sensibilità nei confronti dell'altro. È dal murales che campeggia in questa parete della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Ponte di Piave che si disegna l'ABC della conoscenza nei confronti di quella che è una vera e propria lingua, quella dei segni, utilizzata dalle persone sorde o ipoacustiche per comunicare. È stato realizzato da Chiara Pierabella, artista argentina, che ha dipinto la stessa opera su un muro di Buenos Aires ed è stata contattata direttamente dalla prima cittadina di Ponte di Piave per replicarlo. Noi vediamo questo murales come un segnale non soltanto di inclusione degli alunni, ma di integrazione degli alunni all'interno del nostro contesto scolastico. Infatti uno degli obiettivi fondamentali proprio della scuola è la formazione e permettere a tutti gli alunni pari opportunità educative. Nato con l'obiettivo di sensibilizzare i più giovani, arriverà sotto forma di dépliant a tutte le scuole del comune, seguendo la scia di iniziative e corsi già presenti sul territorio. Tra l'altro Ponte di Piave già da tanti anni è attiva una importante collaborazione con la Regione del Veneto, che ha approvato negli scorsi anni una importante legge di civiltà per il riconoscimento della lingua dei segni e ha avviato dei programmi triennali proprio per diffondere la conoscenza della stessa. Così dunque a Ponte di Piave siamo alle battute conclusive. A Palazzo Chigi continua la conferenza stampa del Premier Mario Draghi, che ha appena detto scuola, cauti sì ma basta chiusure. Lo ha scandito a chiare lettere. La DAD, la didattica a distanza, crea disuguaglianze. I problemi, lo ha detto ancora una volta, dipendono dai Novax. Ha parlato anche Franco Locatelli, presidente del CTS, il ministro Speranza. Una conferenza stampa che farà discutere non solo per i contenuti ma anche per i toni particolarmente decisi. Così dunque dal fronte romano, ma vi ricordo questa sera l'appuntamento con Ring in prima serata dalle 21:15 con il vice direttore Ferdinando Avarino, Carmela Palumbo, dirigente scolastica regionale, Mario Conte, sindaco di Treviso e reduce dall'incontro con Maria Stella Gelmini a Padova che vi abbiamo raccontato, Lorenzo Damiano, Novax pentito, Giacomo Possamai, consigliere regionale del Partito Democratico, Marco Bonet, giornalista e collega del Corriere del Veneto. È tutto dal Veneto per quanto riguarda la nostra edizione. C'è il meteo, buona serata. Benvenuti al meteo. Alta pressione, bel tempo, l'irruzione di aria artica manterrà molto bassi i termometri ancora per qualche giorno, poi da giovedì sarà più mite. Il dettaglio di martedì 11 gennaio. Sul Veneto la giornata risulterà stabile e soleggiata, senza precipitazioni. Cielo sereno o al più occasionalmente poco nuvoloso. Venti in quota e sulla costa a tratti moderati da nord-est, per il resto saranno deboli con direzione variabile. Temperature come detto fredde, soprattutto per quanto riguarda le minime che saranno sotto zero un po' dappertutto, massime invece tra 5 e 8 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove di fatto non cambia lo scenario, anche qui tanto sole dappertutto e non sono attese piogge. Cielo limpido, temperature minime tra -2 e 0 gradi, massime sui 6-7 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un ampio soleggiamento, lo vediamo, qualche addensamento sui settori settentrionali, ma sarà del tutto innocuo. Temperature minime intorno a -3, -2 gradi, massime infine sui 7 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.